Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Per averti pagherei 1.000.000 o anche più, anche l'ultima Marlboro darei. Oh, perché tu sei oro, 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 un diamante per un sì. Oro, 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 per averti così. Buongiorno Alessandra, a te la linea? Grazie della linea, oro, 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 Cantamango ai microfoni di Radio Libertà. Oggi è martedì 18 novembre e questa è Pop Economia Rumore. Di nuovo insieme con tutte le notizie che fanno rumore. La puntata è fittissima, collegatevi con noi sulla Radio DAB e su tutte le app che ritenete. Manovra, il tempo sta per scadere già. Il tempo, oggi più che mai, cari amiche e amici di Radio Libertà, è oro. Oggi è il giorno della carica degli emendamenti. Fervono le trattative per scremare le tantissime, infinite richieste dei partiti. Sono addirittura 5.000 i correttivi, avete sentito bene, 5.000. E si sta trattando in queste ore sull'ipotesi, lo avrete sentito, tassa sull'oro. Quell'oro lo abbiamo ribadito moltissime volte, anche l'ultima puntata con il nostro Buddy Fox, lo abbiamo detto e ridetto che rimbalza ai massimi già da 2 settimane. Ora allo studio del governo c'è un'aliquota agevolata del 12,5%, mentre la Commissione UE ci ricorda proprio in queste ore, sempre pronta la Commissione UE a ribadirlo, che l'Italia è l'ultima, è il fanalino di coda per la crescita in Europa. E mentre Ursula von der Leyen chiede 137,5 miliardi per Kiev, proprio ora che un grave scandalo di corruzione sta travolgendo l'Ucraina e Zelensky. Le indagini si stanno allargando al settore della difesa e bolle e ribolle il dibattito sui media e la politica in Italia. Vale ancora la pena di finanziare l'Ucraina? È giusto dare i nostri soldi per l'Ucraina? State con noi perché alle 16:30 ci sarà collegato da Odessa Ugo Poletti, il direttore di The Odessa Journal. Gli chiederemo tutto e di più. Tavolo ricco, ricchissimo, vi basta? What else mi viene da dire? E allora nel mare magnum di notizie, diamo il via con le danze, cominciamo con le danze economiche, già perché novembre non è solo il mese più fattivo dell'anno, come molti dicono e scommettono, ci scommetto un po' anch'io in realtà, ma è anche il mese dell'educazione finanziaria, ovvero quella chiave della consapevolezza, dell'autonomia, della resilienza e, come dicono in molti, della stabilità. Ma quanto oggi noi siamo informati e formati sull'educazione finanziaria? Ce lo dice Nunzio Lella, presidente dell'AIEF, per la prima volta qui sulle frequenze di Radio Libertà, Pop Economia. L'AIEF è l'Associazione Educatori Finanziari. Nunzio Lella, è in collegamento? Sì, ci sono. Buonasera Alessandra e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Buonasera. E allora numerosi ci chiedono: ma quali sono questi 100 eventi che leggo qui nelle scuole? Perché l'AIEF, ripeto, l'Associazione di Educatori Finanziari, sta promuovendo una campagna molto forte, quasi oserei dire a tappeto, di eventi nelle scuole. Allora, di che cosa si tratta, Nunzio? E poi veniamo al tema propriamente dell'educazione finanziaria. Allora Alessandra, si tratta di iniziative che abbiamo intrapreso con vari istituti che hanno voluto fortemente iniziare il processo di implementazione delle conoscenze dell'educazione finanziaria. Partiamo da un presupposto: il DDL Capitali ha previsto già dall'anno in vigore la presenza all'interno degli istituti di ogni ordine e grado della disciplina educazione finanziaria. Dico disciplina perché la stessa è all'interno del pacchetto dell'educazione civica, quindi ogni scuola
deve fare educazione civica e nell'educazione civica ritagliare uno spazio dell'educazione finanziaria. E questo Ti interrompo, Nunzio, perché voglio ricordare prego. a beneficio di chi ci ascolta che da poco tempo, dall'anno scorso, l'educazione finanziaria è stata agganciata, inserita nell'ora di lezione dell'educazione civica nelle scuole, perché non molti sanno questo. Noi abbiamo intervistato giorni fa anche il senatore Dario Damiani, che è stato il promotore di questa iniziativa, e ce lo siamo detto e ridetto in Senato all'interno di un importante, interessante convegno anche con te. E allora sta funzionando tutto questo, prego. Esatto, sta funzionando un parolone. Stiamo iniziando sempre di più con numeri più cospicui, vedi queste 100 giornate che abbiamo fatto all'interno di questo mese, stiamo svolgendo all'interno del mese dell'educazione finanziaria, e questo perché ad appannaggio degli ascoltatori e a conferma della nostra condivisione di queste materie che ci interessano e ci danno grande passione, dal 2012 in poi Ocse Pisa, che è un sondaggio ufficiale, ha rilevato che gli italiani sono veramente sulla soglia dell'analfabetismo finanziario. Analfabetismo finanziario è una bella botta, è una bella stancata, Nunzio. 2012, 2018, 2019 è stata fatta l'altra e non raggiungiamo ancora la sufficienza, quindi siamo nuovamente rimandati. Da dove iniziare se non dalla scuola, come immagino avrà evidenziato il senatore Damiani, e quindi abbiamo AIEF, che è l'Associazione Italiana Educatori Finanziari, che ha il registro degli educatori finanziari, promuove su tutto il territorio nazionale queste iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado. Quest'anno puntiamo, nell'anno scolastico 2025-26, a raggiungere le 400 scuole, con mire ancora più ambiziose, chiedendo anzi il supporto a tutti i cittadini e docenti, a coloro che vogliono veramente portare un contributo alla collettività, perché come ben sappiamo un ragazzo e una ragazza preparato dal punto di vista, informato dal punto di vista di educazione finanziaria, sarà un cittadino consapevole domani, un cittadino che potrà vedere al proprio futuro e fare scelte consapevoli a 360 gradi. Quindi è di vitale importanza che questa disciplina aumenti anche in termini di ore e venga divulgata il più possibile. Ecco, tu mi dai subito l'assist, perché dicevi prima che i sondaggi non sono buoni, non siamo davvero edotti sull'educazione finanziaria, tante volte lo abbiamo detto in questa trasmissione con esperti ed economisti, ma ci sono tanti sondaggi. Banca Italia ci dà un'altra stoccata, come dicevo prima, dice assolutamente siamo indietrissimo, l'Italia è fanalino di coda anche qui. Ma c'è un altro sondaggio invece che leggevo, un'indagine del Forum per la Finanza Sostenibile, dice così: i giovani poi in fondo si stanno educando, cioè si educano proprio da soli, anche per necessità. L'88% si informa e il 70% comincia a saper risparmiare. Allora, tu ti occupi, sei molto sul pezzo, sul settore, ecco. Hanno tanta paura i giovani e gli italiani in generale. Il movente della paura quanto incide anche per la gestione, per l'autonomia del proprio portafogli, dei propri conti? Allora, faccio una premessa a seguito della tua precisazione. Gli italiani e i ragazzi, e questo a me spaventa molto, cara Alessandra e cari ascoltatori, si informano sul web. E molto spesso le fonti del web non hanno l'autorevolezza, la competenza, anzi molto spesso sono stimolati da quelli che ormai vengono definiti i famosi fuffaguru, persone che millantano, un po' quello che Collodi ci raccontava nella fiaba di Pinocchio, il gatto e la volpe, che il gatto e la noi volpe. siamo cresciuti con quella Bisogna fiaba. vedere chi è il gatto e chi è la volpe, Nunzio, mi piacerebbe davvero saperlo. Comunque. Esatto. E che cosa succede? Con queste informazioni molto spesso sono frammentate e non precise. Tornando alla domanda più importante su cui voglio anche io evidenziare un aspetto fondamentale,
l'educazione finanziaria noi stiamo evidenziando come AIEF un aspetto fondamentale dell'educazione finanziaria. Una parte sono gli aspetti, diciamo così, meramente tecnici, economici, di protezione, previdenza, investimento, fiscalità, indebitamento e tutta la parte, diciamo così, economica tecnica. Dall'altra parte c'è tutta la parte della finanza comportamentale ed emotiva. Perché? Perché le emozioni sono l'aspetto molto molto importante da considerare nell'educazione finanziaria, e questo non è, ovviamente, io lo sto enunciando oggi, ma semplicemente negli anni 2000 c'è stato un premio Nobel, tale Daniel Kahneman, che ha parlato dell'importanza, uno psicologo, Alessandra, che ha vinto il premio Nobel per l'economia parlando di emozioni, cioè dicendo Oh, ma che bello! Raccontaci, ecco. Sì, con piacere. Le persone fanno scelte nel momento in cui nel momento in cui fanno scelte sono prese da, lui usa un termine simpatico, tempeste emotive, cioè già la parola emozione viene dal latino, ex moveo, significa muoversi da o verso, quindi via da o verso. Quando io sono di fronte a fare una scelta, primo dal punto di vista economico in questo caso, e non ho competenze, che cosa vengo? Vengo assalito da queste emozioni, da quelli che vengono chiamati i bias cognitivi, cioè i blocchi cognitivi, le paure. La paura di non saperne abbastanza, quindi si chiama le paure che tendenza... attanagliano la nostra vita, no? La paura di fare i conti, la paura di fare gli esami, la paura di andare avanti, la paura anche di saper amare tante volte, vero Nunzio? Sì, un po' le emozioni paure... sono variegate, le paure fanno esatto, paure tutte le ampie, emozioni. e qui dal punto di vista emotivo la paura deve essere colmata ovviamente con la preparazione e con la formazione, perché Eccoci qua. faccio due esempi. Effetto gregge. Hai notato che nel momento in cui sale un titolo, un'azione, vedi effetto dell'oro che si diceva poc'anzi. Effetto dell'oro, sì. Un ottimo bene rifugio, lo è sempre stato da migliaia di anni. Io, come tante persone, lo consigliamo, e questo dipende dalle scelte e dagli obiettivi di una persona, perché non esiste in finanza un prodotto migliore o peggiore, una scelta migliore o peggiore, dipende dagli obiettivi che uno vuole perseguire. Se voglio mettermi in rifugio posso comprare dell'oro fisico, se voglio spingere un po' più su una forma di asset speculativo posso andare in un mercato azionario, posso proteggere, cioè dipende da tutto ciò. Che succede? Nel momento in cui qualcosa spara in alto, fammi usare un termine simpatico, effetto gregge, tutti dobbiamo andarla a prendere, e quindi le cose salgono. Vedi come è successo nel mondo delle cripto, in questo momento dell'oro, negli anni 2000 la bolla, le dot.com, quindi c'è un momento in cui le cose salgono. Non voglio dire che sarà una bolla assolutamente, voglio semplicemente dire effetto gregge. E l'altro grande bias, l'altra grande paura, ma ti sei chiesta come mai in banca ci sono fermi? Parliamo di un tessuto imprenditoriale fermo, parliamo dicevi poc'anzi che la von der Leyen ci racconta che siamo fanalino di coda per la crescita. Ecco, l'ho appena detto, fanalino di coda per la crescita. Questo messaggio della von der Leyen, quanto agita lo spettro della paura, Nunzio? Ma agita lo spettro della paura, e soprattutto voglio dare a te uno spunto di riflessione agli ascoltatori. Ma noi abbiamo fermi sui conti correnti a marcire, fammi usare un termine forte, oltre 1500 miliardi. Cioè una metà del nostro debito pubblico fermo lì. Persone, imprese, cittadini che non sanno, preferiscono tenere fermi i soldi e lasciandoli rodere dall'inflazione. È paura, caro Nunzio, per paura, per fiducia, e allora? verso il futuro. Che e è allora, anche comprensibile, perché le notizie che ci vengono, io voglio spezzare una lancia a favore mio, a favore di tutti coloro che ci ascoltano, perché qui siamo tutti sulla stessa barca, che sembra quasi spesso affondare, per paura anche del contesto internazionale economico, di quello che ci sta piovendo addosso, perché ricordiamolo sempre che se il prezzo dell'energia aumenta, se i conti non tornano, è anche a causa di tutto ciò che è fuori da noi, è lontano da noi, ma poi si ripercuote sulle nostre tasche. Qui lo diciamo esattamente ogni martedì. E allora, per cercare di non avere paura e di contrastare questo fronte reale, cosa dobbiamo fare? Tu che sei anche un po' psicologo. No, allora, intanto
puntualissima e bravissima nelle tue precisazioni. Conosco un po' di aspetti di psicologia che hanno a che fare appunto nel mondo della finanza comportamentale. Ecco, Allora, la aiutaci paura, un po'. primo punto, la si combatte con la conoscenza, con la preparazione. Ecco 1. qui. 2. La paura la si combatte rivolgendosi, affidandosi a persone preparate. Io ho paura di una malattia, sì, invece di rimurginare, mi confronto con un medico, faccio delle attività, delle diagnosi e cerco di capire se la mia paura è fondata o meno. Mutatis mutandis, nel nostro caso, bisogna prepararsi, incontrarsi e avere delle persone competenti con cui affrontare tutto ciò, e dall'altra parte ci aspettiamo sempre di più, come sta facendo, una spinta del governo che sostenga i ragazzi che invece che alle paure scappano e vanno all'estero, dove trovano inviti e opportunità diverse da quelle che abbiamo qui in Italia, e alle nostre partite IVA, siano professionisti, persone fisiche e giuridiche, che il governo dia sempre di più, come sta facendo e come può fare ancora di più, supporto dal punto di vista di investimenti strutturali e dal punto di vista di amplificare competenze, conoscenze e trasformarle in competenze, per permettere all'imprenditore di affrontare il futuro con una serenità maggiore. Qui ci sono esperti più... Prego, scusami. No, vai, prego, finisci, concludi e poi un'ultima battuta e andiamo in conclusione, vai. Quindi l'aiutare appunto, dicevo, le imprese da questo punto di vista affinché possano avere fiducia nel futuro. Qui i ragazzi non sono i ragazzi dei nostri genitori che avevano poco e volevano tanto, avevano le ambizioni, venivano chi dal dopoguerra, ma anche noi cinquantenni avevamo una spinta diversa. I ragazzi di oggi hanno bisogno di altri aspetti di fiducia. Se ogni giorno mi sveglio e dal post-Covid in poi ancora di più, e qui lo spirito il mantra dei ragazzi è: viviamo alla giornata, quello che c'è ce lo spendiamo, cerchiamo di viaggiare il più possibile, di bruciare le tappe adesso, e non dico diametralmente opposto, ma sicuramente in un asse strutturale diverso da quello nostro, che pensavamo adesso faccio questo, poi mi metto un po' di soldini da parte perché poi devo andare così, Il programma, una visione del futuro diverso, perché lo vedevamo con fiducia, perché il domani sarà meglio di oggi, e questo dobbiamo portarlo in termini di azioni concrete e strutturali del governo, aiutando i giovani a fare impresa, aiutando le imprese attuali a continuare a fare impresa e portando formazione nelle aule delle scuole e delle aziende. Formazione, ecco, la parola chiave è sempre quella: formazione nelle aule e nelle aziende. Nunzio, ti prego di essere velocissimo, ti chiedo un'ultima battuta perché c'è il professor Gualtieri che ci riporta sul fronte reale tra poco economico, e vediamo un po' come devono fare, secondo te, a tuo avviso, i ragazzi. Tu hai detto una cosa molto importante prima: informarsi, bisogna sapersi informare. Cosa devono fare i giovani? Un po' tutti noi, diciamo i giovani perché sappiamo, diciamo che i giovani vanno spessissimo sul cellulare, come noi tutti, ma anche di più, ribadisco, per informarsi, quindi usano la tecnologia. La giusta informazione dove si apprende? Allora, io torno indietro. Io aprivo l'enciclopedia Lutet quando volevo leggere qualcosa, o la Treccani quando eravamo ragazzi noi. Oggi ci sono anche online fonti autorevoli che hanno accreditamenti ministeriali, fonti autorevoli che hanno contenuti e accreditamenti universitari, e professionisti del settore. Io il consiglio che do ai miei figli è: rivolgetevi a persone competenti, a persone che sono competenti per l'esperienza e che hanno un background di natura, lasciami un termine accademica, perché quello è il trampolino di lancio. Io non vado da un medico, un guaritore, io vado da un medico, vado in ospedale quando cerco salute, così quando voglio avere informazioni di finanza ed educazione finanziaria mi rivolgo agli specialisti. Perfetto. Noi ci siamo come AIEF e ci sono tantissime altre enti, vedi Feduf, per non parlare di quelle più importanti, Banca d'Italia, IVAS, Consob, e tutte le università italiane, e tantissimi libri di persone competenti. Quindi il mio invito è quello: corsi e libri di persone competenti e con titolarità accademica.
Grazie Nunziolella, il nostro tempo purtroppo, l'ho appena detto, il tempo oggi non solo è denaro ma è oro, e lo abbiamo detto, lo abbiamo spiegato, ora lo spiegheremo ancora meglio. Ti saluto, ti ringrazio e ti rinviterò senz'altro per farci ancora meglio capire dove andiamo a parare e cosa dobbiamo fare per avere una migliore educazione finanziaria. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a tutti voi, buona serata. E allora so che il professor Gualtieri ci sta aspettando, sono le 16:21, intanto Natalia lo chiama e sì, Nunziolella diceva aiutiamo le imprese affinché abbiano un futuro, formazione, informazione nelle aule scolastiche, sì, nelle scuole, ma anche nel campo proprio pratico delle imprese per affrontare ancora meglio il futuro con consapevolezza e soprattutto senza paura. Ecco, la paura è un movente che mi piace ancora, mi piacerà se vorrete, se siete d'accordo, indagare insieme. Intanto batte il fronte dei conti e l'economia reale, mentre aspettiamo il nostro professor Alessandra? Gualtieri che di realtà la tocca sempre piano, il professor Gualtieri ci dirà come stanno davvero le cose a suo parere. Alessandra, scusa Battono se ti anche, interrompo. eccola. Il professor Gualtieri è collegato. È collegato, professor Gualtieri, lei mi perdonerà, siamo le 16:22, ma parlavamo di un tema che io so le è molto caro, ci è molto caro, l'educazione finanziaria. Come sta, prof? Molto bene, grazie dell'invito, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Molto bene, professor Gualtieri, economista dell'Università di Torino, ormai lo conoscete. Debito ne abbiamo, professore? Lo può leggere oggi o è una cifra esponenziale illeggibile? No, è una cifra difficilmente leggibile. Solo lei può leggerla, va. Il nostro debito Vada, pubblico in questo momento è 3.108 miliardi 674 milioni e rotti. Non voglio neanche sentirla, professore. Davvero questo debito si sta sempre gonfiando sempre di più. E le nuove previsioni UE su PIL, lo dicevo in introduzione e trasmissione, sono ovviamente negative perché la Commissione europea ci prende anche un po' gusto, ce lo ricorda puntualmente, siete gli ultimi, ma chissà, forse gli ultimi saranno i primi. Ecco, però, a parte il PIL, so che non l'appassiona molto, i soliti argomenti, gli argomenti convenzionali so che non la appassionano e sinceramente non appassionano neanche più noi. Sa che cosa invece vorremmo sapere, che vorrei proprio chiedere? La tassa sull'oro. Si è tanto detto in questi giorni, l'ho scritto anch'io su The Economy, oro alla patria, un modo per dire, no, riecheggia un po' qualcosa di fascismo, si è scherzato su questo, ma in realtà questa tassa sull'oro, che potrebbe creare un gettito anche interessante, lo dicevo in apertura di trasmissione, come la vede lei? Può essere qualcosa di positivo o no? Bocciata o promossa? Ti rispondo subito. Prima però permettimi di farti i complimenti per la prima parte della trasmissione, perché hai toccato un tema che in realtà è il tema chiave per lo sviluppo economico del nostro paese, che è quello dell'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria che in Italia non esiste, siamo, come diceva il Presidente, praticamente alle soglie dell'analfabetismo finanziario. Questo te lo posso testimoniare direttamente, perché quando gli studenti arrivano al primo anno di università, quindi ti parlo di studenti che hanno già finito le superiori, che hanno deciso di continuare a studiare, quindi diciamo che rappresentano sicuramente la fascia alta della preparazione degli studenti che finiscono le scuole superiori, arrivano all'università che sono completamente digiuni di qualunque nozione economica. Ma non ti parlo. Ma cosa le dicono, professore? Cosa le chiedono in particolare? Hanno voglia di sapere di più oppure sono completamente inconsapevoli? Sono completamente inconsapevoli e restano, come dire, perplessi davanti a una domanda anche alla più elementare. Se io chiedo, per esempio, cosa sono i soldi, la prima domanda che io faccio è: senti ragazzi, cosa sono i soldi? Davanti a questa domanda, cioè non solo non sono in grado di dare una risposta, ti parlo ovviamente della stragrande maggioranza, ma non sono neanche in grado di articolare un ragionamento, perché puoi anche non avere una risposta, ma devi avere una capacità di ragionamento se sei al primo anno di università e articolare, come dire, una serie di riflessioni che poi ti possono arrivare. Ecco, professore, chi deve fare mea culpa su questo tema? Chi deve fare mea culpa? Certo non i poveri ragazzi, perché non sono stati ridotti su questo. No. Allora, il punto è stato una iniziativa
veramente un passo avanti veramente straordinario, quello di aver introdotto l'educazione finanziaria come percorso curriculare nelle scuole, va insegnata dalle scuole elementari, non così come si insegna che non si attraversa con il rosso, perché quando c'è il rosso bisogna fermarsi. Bisogna insegnare ai ragazzini e ai bambini delle scuole elementari che i soldi non nascono come nel campo dei miracoli sugli alberi. E quindi da lì, ovviamente con gli strumenti adatti per ogni ciclo di studi, per ogni età, fare sedimentare una cultura economica all'interno di tutta la popolazione, così che poi questa popolazione non vada appresso ai pifferai magici, cosa che invece purtroppo adesso avviene. Quindi è importantissimo introdurre l'educazione finanziaria come parte dell'educazione civica. Io mi auspico che diventi una materia parallela all'educazione civica, cioè che si affianca, non è una parte dell'educazione civica, è una materia con uguale dignità curricolare di tutte le altre, e l'aspetto chiave è formare i formatori, perché non possiamo immaginare che un maestro delle scuole elementari che insegna la tabellina possa anche saper insegnare l'economia. Certamente. Cioè, ovviamente poi anche medie, con il gioco, no? Perché si può cominciare a fare educazione finanziaria anche giocando. Con il gioco. Certo, con Paperino, con i cartoni animati, con quello che si vuole, con il gioco, ma ci vogliono dei formatori professionali. Quindi bisogna proprio dare corso ad una nuova, creare una nuova categoria di insegnanti di educazione finanziaria che diventeranno sempre più importanti. Questo, e veniamo ai conti. Veniamo ai conti, prof, perché purtroppo oggi il tempo è oro, più che mai. La faccia sull'oro, professore. Perché hai messo argomenti veramente molto rilevanti. Se noi abbiamo un'educazione finanziaria diffusa nella popolazione, è la precondizione per lo sviluppo economico. È la precondizione per lo sviluppo economico. È la precondizione perché noi non possiamo immaginare di far crescere l'economia trovando il petrolio che non abbiamo nel nostro sottoterra. Noi dobbiamo far crescere la nostra economia sfruttando la nostra cultura, il nostro know-how, la nostra capacità di creare valore aggiunto. Ma se io arrivo con degli studenti che all'università, al primo anno di università, alla domanda cosa sono i soldi, non sono in grado di dare una risposta, siamo lontanissimi da tutto ciò che serve. Veniamo ai conti. È vero che la Commissione europea... 3 minuti d'oro, professore. Lei oggi ha 3 minuti d'oro. Vada. 3 minuti. La Commissione europea ci dice che siamo quelli che crescono di bene in Europa, non è una novità, al di là di un biennio post-Covid, è così ininterrottamente dal 2000. Quindi al di là degli anni 21-22 è sempre stato ininterrottamente così. L'Italia è sempre cresciuta meno dell'Unione Europea. Va dato atto però in questo momento che rispetto a differenza degli anni precedenti abbiamo i conti pubblici in ordine. Va dato atto al ministro Giorgetti che per me mi sto appunto cingendo a scrivere un articolo sul protagonista dell'anno. Per me il ministro Giorgetti è il protagonista dell'anno. Lei già scrive articoli sul protagonista dell'anno, quindi lei già ci sta svelando che il suo articolo, la sua nomination va su Giorgetti. Assolutamente. Il protagonista dell'anno è Giorgetti, perché ha saputo tenere in ordine i conti. L'Italia esce dalla manovra, esce dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo già a marzo del prossimo anno, quindi tanto di cappello, perché questo ci fa spendere di meno in interessi passivi, libera risorse per poter essere spese in maniera più utile per i cittadini. E già che ci sono, se vuoi ti posso anche dire che il protagonista in positivo è Giorgetti. Se vuoi ti posso dire anche chi è il protagonista in negativo dell'anno. Certo, me lo deve dire. Donald Trump. Ce lo deve dire. Donald Trump. Protagonista negativo dell'anno. Negativo, lei quindi mette un segno meno su Trump, un più su Giorgetti, un meno su Trump. Prof, il tempo sta scorrendo, veloce. Sull'oro sono assolutamente d'accordo. Sull'oro, una battuta veloce, ma la riprendiamo se vorrà martedì prossimo, perché è molto interessante. Oro. Molto volentieri. Sono assolutamente favorevole
a questa ipotesi che consente la riemersione di oro che quasi tutte le famiglie hanno dimenticato nelle cassette di sicurezza, nei cassetti. Ovviamente non parliamo di investitori che hanno o come dire riciclatori che hanno i lingotti d'oro che hanno comprato con i proventi del traffico di stupefacenti o di altra delinquenza. I beni di famiglia, diciamo i sani beni di famiglia, e quindi lei dice è uno strumento intelligente. È uno strumento intelligente perché altrimenti se non c'è questa forma di emersione, finisce che questo oro finisce per essere sostanzialmente inutilizzato anche in un momento di difficoltà, perché nel momento in cui vado a venderlo sono costretto a pagare il 26% su tutto l'importo, perché ditemi chi ha conservato lo scontrino dell'acquisto di una catenina d'oro 20 anni fa, nessuno l'ha conservato. Quindi è chiaro che una agevolazione per l'emersione di questo oro non ha niente di, come dire, facilitazione dell'evasione o di qualunque altra. Non ha nulla di evasione, ma è un gesto sano che può aiutare. Ho sintetizzato bene. Qualcosa di semplicemente intelligente. Professore, la devo purtroppo bloccare perché oggi siamo oltre ogni limite, sono le 16:32, ci ritroveremo se lei vorrà martedì per approfondire, e la saluto e ovviamente la ringrazio e le auguro un pomeriggio d'oro. Un buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio professore, a presto. E entriamo in rumore, state con noi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Eccoci, mi è sembrato di sentire un rumore, come canta Raffaella Carrà, ma i rumori sono tanti e uno tra tutti proviene dall'Ucraina. Abbiamo il nostro ospite in linea, Natalia? Sì, lo sto trasferendo. Lo sto trasferendo subito, Alessandra. Bene, e allora, lo avete sentito, c'è uno scandalo che scuote politicamente l'Ucraina e che rimbalza in Europa e in Italia e fa davvero molto rumore e molta impressione. Però prima di tutto vediamo le notizie di guerra sull'Ucraina. Do una piccola panoramica di quello che sta accadendo sul fronte Russia-Ucraina. Pochi minuti fa un drone ha mandato in fiamme una petroliera nel Mar Nero. Poi ci sono i raid russi sulla TV pubblica, lo avrete ascoltato, e in furia la battaglia sul fronte orientale dell'Ucraina. Gli ucraini, eroici sempre in questo senso, provano a tenere strenuamente le difese. E poi c'è stata l'esplosione domenica sulla tratta ferroviaria Varsavia-Lublino e la Polonia ha detto, precisando in maniera molto forte, tutto indica che l'intelligence russa ha ordinato il sabotaggio delle ferrovie polacche e 2 giorni fa ad Odessa, dove si collega il nostro ospite, è stata distrutta una centrale solare nella regione. È qui il nostro ospite Ugo Poletti. Natalia? Lo stiamo recuperando subito, Alessandra. Lo stiamo recuperando subito, e già perché lo avete sentito. In questi giorni, ve lo intanto sintetizzo e poi lo rimbalzerò anche sul nostro ospite, c'è stata l'operazione Mida, questo scandalo di corruzione fortissimo, mentre appunto impazza la guerra e i soldati vanno al fronte, scorre il sangue, e quanto sangue ancora. Lo scandalo di corruzione appare come il più grave che abbia mai colpito fin d'ora il governo di Zelensky, da quando cioè il presidente ucraino è in carica, cioè dal 2019. E questo scandalo
tocca un settore chiave per l'Ucraina. Qual è? Quello dell'energia. Ora questa inchiesta, lo riportano tutti i giornali, in primis il Fatto Quotidiano oggi in prima pagina, si sta allargando anche alla difesa e il consenso per il presidente ucraino Zelensky sembra essere calato al 20%. In sintesi, che cosa è successo? Ve lo riepilogo nella speranza che si possa collegare da Odessa Ugo Poletti, il direttore di The Odessa Journal, che ci può dare sicuramente un quadro più preciso, più circostanziato della situazione. Aspettiamo fiduciosi. Secondo gli organismi anticorruzione NABU e SAPO, una rete criminale avrebbe sottratto circa 100 milioni di dollari, coinvolgendo l'Energoatom, l'ente nucleare, leggo qui, statale ucraino, Energoatom. E chi coinvolge questo scandalo? In primis il ministro Alyshenko, ministro della giustizia, e anche la ministra dell'energia, che il 12 novembre, quindi proprio pochissimi giorni fa, hanno presentato le loro dimissioni in seguito proprio a questo scandalo. Il presidente Zelensky ha firmato un decreto che ha imposto sanzioni contro 2 imprenditori. Uno è Oleksandr Tukserman e l'altro invece si chiama Timur Mindic, ed è proprio su Timur Mindic che sono puntati tutti i riflettori. Questi 2 imprenditori sono indicati sì come figura chiave dell'indagine, ma ribadisco chi è Timur Mindic sul quale si indaga, che al momento sembra essere proprio latitante. Mindic è definito il re delle tangenti e sta imbarazzando molto la figura del presidente Zelensky, perché ora, da latitante, lo ribadisco, questo Mindic produceva proprio gli show del presidente attore quando Zelensky faceva l'attore, e lui avrebbe orchestrato tutto l'intero schema delle tangenti. Si parla addirittura di 86 milioni di euro in totale, cioè il 10-15% su ogni contratto energetico. Ora, le notizie sono rimbalzate in Italia sui media e anche sul dibattito politico, ma i media non ci sono andati di destra e sinistra assolutamente molto cauti, sono stati molto molto pesanti, cioè i titoli in Italia sono stati questi e non sono stati clementi. Si è parlato di un water d'oro massiccio, bidet d'oro massiccio, credenze di cucina addirittura straripanti, di sacchetti di banconote, si parla di 200 euro in una casa dove le indagini sarebbero state lì a convergersi e avrebbero intercettato anche addirittura la presenza molto recente del presidente Zelensky, che proprio negli ultimi anni, 2021, ci avrebbe anche festeggiato addirittura un compleanno. Cosa mi dici, Natalia? È in linea, è in linea. È in linea, e allora io parlavo in linea. Benvenuto, ben ritrovato al direttore di The Odessa Journal. Ben ritrovato, direttore, come stai? Io bene, grazie, bene. Sono reduce allora da viaggi, sono stato a Varsavia nei giorni scorsi per una bella conferenza, non è una conferenza, era una fiera per la ricostruzione dell'Ucraina, perché ci sono molte aziende che si stanno preparando nonostante le brutte notizie che avete già citato in studio. Beh sì, le sto citando anche per fare un resume in attesa, diciamo, della tua venuta. Sto cercando di far comprendere cosa è successo, ma insomma è stato visibile molto in Italia. Ecco, andiamo diciamo sul fronte subito, la domanda più scomoda, quella chiave, perché sai molto bene che l'Italia è sensibilmente molto vicina al popolo ucraino, e poi c'è stato il pieno sostegno oggi, l'Italia al fianco di Kiev, il Consiglio Supremo della Difesa che ha detto sì, assolutamente sì, alle iniziative di UE e NATO. Ursula von der Leyen ha chiesto i soldi per l'Ucraina, però questa notizia che ha davvero sconvolto, no, il cuore politico insomma, dell'Ucraina e di Zelensky, e in Italia ha fatto molto rumore, e i giornali un po' sia dall'una che dall'altra parte non ci sono andati molto, avrei visto, non ci sono andati assolutamente piano, perché insomma quando si vede tutto questo, diciamo, questa corruzione, e allora la domanda anche politicamente che è rimbalzata: ma vale la pena davvero dare ancora i soldi all'Ucraina quando l'Ucraina è un paese corrotto? Ma voglio anche dire, e poi mi taccio, ti do tutta la parola, direttore, che questo scandalo, e tu mi correggerai se sbaglio, è stato questa operazione Mida
è stata proprio, diciamo così, dichiarata, è stata resa nota, svelata dagli ucraini stessi, no? Cioè, che hanno poi, sono scesi in piazza, è così, cioè gli ucraini hanno scoperto questa cosa e hanno detto, quando Zelensky voleva coprire un pochino, l'ufficio di Zelensky cercava di coprire questa cosa dicendo con un decreto riportare il Nabok, l'autorità di corruzione, e allora voleva mettere tutto sotto controllo, invece i giovani, soprattutto i giovani, sono andati in piazza a denunciare questo. È così? E qual è il clima da lì? Sì, questa è una cosa che abbiamo visto quest'estate, perché ci sono delle agenzie investigative che sono esterne al governo ucraino, sono state create con il supporto di collaborazione anche diciamo finanziario estero, e Zelensky voleva riportarle sotto, diciamo, la Procura Generale, cioè sotto all'interno dell'ordinamento giuridico ucraino. Se noi fossimo in un paese europeo, questo, o in Italia per esempio, questo sarebbe assolutamente legittimo, perché giustamente tutte le indagini in Italia le facciamo noi, non le fa un'agenzia esterna che magari dipende dall'FBI o da un altro paese. In Ucraina questa è stata una mediazione perché i paesi che appoggiano l'Ucraina, soprattutto Stati Uniti e Europa, hanno chiesto delle agenzie indipendenti, perché gli stessi ucraini sanno benissimo che il sistema di giustizia ucraino è ancora molto sovietico, sì. Diciamo, è un retaggio del passato, e molti giudici qui è facile, non tutti naturalmente, però succede spessissimo che molti giudici è facile prezzolarli e quindi condannano soltanto chi non ha soldi per fargli dei regalini, ecco. Queste agenzie Zelensky cercò di portarle sotto la Procura Generale, in qualche modo, perché la Procura Generale poi dipende evidentemente dalla Presidenza, e quindi questo poteva, oggi è chiaro, poteva indirizzare qualche indagine o rallentarne qualcun altro. Questa indagine, che è scoppiata ed è stata dichiarata agli ucraini, è stata scoperta da qualcun altro, è una indagine direttore, pesante. ma come mai questa indagine, quello che ci chiediamo un po' tutti, è scoppiata proprio ora, in questo momento così delicato anche? Ma allora, qui ci possiamo anche divertirci a fare delle dietrologie o trovare... Ma no, mi interessa quel che pensi tu fondamentalmente, perché le dietrologie qui sono di moda un po' dappertutto. Ma sostanzialmente questa agenzia anticorruzione stanno indagando su molte personalità del governo, stanno indagando su molte, diciamo, figure. Si sa che hanno raccolto molti materiali su molta gente, ed è probabile anche che non possono aprirle tutte in contemporanea, perché a quel punto lì non si sa qualcosa di nessuno, nel senso che diciamo che è molto difficile che in questo paese, sia che siano sindaci, sia che siano ministri, arrivino senza avere qualche piccolo scheletro nell'armadio. In altri paesi europei anche lì succede qualcosa del genere. Non dimentichiamo che il presidente della Francia è finito addirittura in galera per uso di fondi internazionali per la sua campagna elettorale che aveva preso dalla Libia, cose del genere che succedono in Europa. Qui in Ucraina e in Russia ancora di più succede da sempre, perché è un sistema molto più corrotto ed è una storia molto antica. Perché Zelensky in tutto questo come ne esce, direttore? Perché la figura di Zelensky non ne esce molto male. Ne esce molto male, perché una cosa che possiamo raccontarvi, che nessun giornalista italiano vi dirà mai, ma ve lo dico io, qui ci vivo, è che si sa facilmente se un politico è corrotto. Qui lo sanno tutti, nel senso che in Italia chi ruba, anche politici, riesce a nascondersi molto bene. Quando poi scoppia uno scandalo tutti dicono caspita, cosa è successo, si sorprendono. Qui non si sorprende nessuno, per esempio, che questo ministro dell'energia sia finito sotto indagine, perché lo si sapeva da diverso tempo. Perché qui in questo paese chi è in una posizione di potere la usa per guadagnare extra, in qualche modo è come se avesse, diciamo, appeso un cartello al collo con scritto io costo 10, 20, 30%. Questa cosa qui è molto diffusa, infatti, ma questa è anche una bella notizia se volete, perché siccome si ruba la luce del giorno, si sa anche chi è onesto. Cioè chi è onesto si viene a saperlo, chi è una persona seria si viene a saperlo, quindi si tratta di scegliere. Il fatto che questo
ministro avesse guadagni extra con appalti illegali era una cosa che è una voce che sentivo girare già da tempo. Come girava già da tempo una cosa, se vogliamo, da un certo punto di vista ancora più grave per gli ucraini, che non si stupiscono di fronte alle malefatte, è che questo ministro dell'energia non è stato efficiente nel mettere in sicurezza l'energia ucraina, cioè ha avuto 3 anni per attuare dei provvedimenti che diciamo alleviassero quando ci sono gli attacchi russi, i blackout, e non l'ha fatto. Quindi questo è molto grave. E Zelensky certamente è molto difficile che non lo sapesse. E questa è la grossa delusione, e fa sì che questo scandalo da un certo punto di vista è peggio di una conquista dei russi di un paesino come Pokrovsk, perché la gente chiaramente ha capito che è molto scossa, ma devo dirti anche in Italia. Ecco, sì. Ecco, però parliamo dell'Italia, parliamo qual è l'atteggiamento da tenere verso l'Ucraina. Ecco, qual è l'atteggiamento da tenere? Perché il dibattito si è ovviamente amplificato, sì, è giusto dare i nostri soldi all'Ucraina, perché di fronte alla corruzione la gente, poi tu sai molto bene, certo, tutti noi, insomma, diventiamo un po' allergici. Qual è il giusto atteggiamento, a tuo modo di vedere? Allora, sì, perché bisogna stare attenti a non strumentalizzare la cosa. Innanzitutto, da un certo punto di vista, che gli ucraini da soli abbiano iniziato un'indagine contro dei loro politici, se vogliamo, è un segnale anche positivo, molto meglio che se non fosse successo. Quindi significa che comunque c'è una parte della società che sta reagendo e che ha messo in piazza nomi e cognomi, anche nomi molto scomodi, delle persone coinvolte in questo che è fondamentalmente un sistema di appalti truccati. Quindi, però, la prima notizia da dare: non si tratta di soldi dati da governi stranieri per acquistare armi o per aiuti umanitari. Questi sono appalti truccati fatti con aziende ucraine, che è una cosa comunque brutta, imbarazzante, fa ancora più fastidio se durante la guerra qualcuno si arricchisce illegalmente, ma comunque cerchiamo di separare le cose. Dopodiché facciamo un esempio all'italiana. Immaginiamo che, come succede, un comune di una regione qualsiasi d'Italia si scopre che l'amministrazione ha fatto delle porcate, no? Cosa fai? Togli la luce, il gas e l'acqua agli abitanti della città? No, chiaramente indaghi o magari fai il commissariamento del comune. E mi ci hai portato tu, direttore, secondo te, cioè, a parte le dimissioni dei ministri, no, che ci sono già stati, Zelensky cosa dovrebbe fare a questo punto? Dovrebbe dimettersi lui, dico una cosa forte, oppure dovrebbe fare un repulisti o un mea culpa, diciamo, molto mediatico? Sì, allora, il problema è che comunque Zelensky è il capo di un paese in guerra e non c'è la coda di fronte al suo ufficio per prendere il suo posto, che significa che quella è una responsabilità tremenda. Non lo voglio giustificare, però dico anche che non ci sono facilmente alternative, perché anche i suoi competitor politici, quelli che vorrebbero prendere quella posizione, aspettano che la guerra finisca, perché è più comodo, perché sanno che dopo la guerra Zelensky non ha un futuro politico certo, molto probabile che finirà diciamo, il suo ruolo con la fine del conflitto. Quindi in questo momento c'è lui, e comunque con tutte queste brutte figure che sta facendo è comunque il presidente che è rimasto al suo posto quando era una situazione in cui molti altri sarebbero scappati. Cosa può fare? Beh, è da tempo che si chiede a Zelensky di non dare spazio nel suo sistema di potere a gente corrotta e gente che poi si sa che sta facendo queste cose, come ho detto prima. Queste cose sono parte anche sua responsabilità. Avrebbe dovuto non chiudere un occhio, accorgersene prima e mettere persone. Quindi cosa dire? Adesso non si dà, se una persona è abituata a lavorare in un certo modo, purtroppo abbiamo capito che preferisce i fedeli agli onesti e preferisce persone che non lo contraddicono, perché è un uomo molto accentratore. Adesso ognuno tira fuori il suo carattere nelle emergenze. Questo qui, lui non è un personaggio che si circonda di persone che gli dicono: guarda, su questa cosa non sono d'accordo, stai facendo una stupidaggine, perché è la prima cosa che fa, lo licenzia. È evidente che alla fine
intorno a sé chi trova? Gente che gli dicono sempre di sì, perché per loro è comodissimo stare in quella posizione. Ecco, questo purtroppo è il cosiddetto carne che sei stato chiarissimo. Allora io ti chiederei davvero una sintesi, perché oggi, come avrei potuto capire, siamo in grande ritardo, certo. Ma poi se vorrai, se riterrai, io sarò davvero molto contenta se tu potrai intervenire di nuovo qui. Volentieri. La posizione di Trump e Vance lo hanno ridetto molte volte: non siamo più disposti a finanziare le armi lì in Ucraina. Fatelo voi in Europa, è chiusa la porta. E questo atteggiamento degli USA, come percepito lì? Ma allora, innanzitutto, certo, per gli ucraini è una doccia fredda, perché sono stati per 3 anni appoggiati da Biden, il quale da una parte ha dato un appoggio sincero, diplomatico, politico e anche finanziario e anche militare, dall'altra però teneva un guinzaglio molto ben saldo, perché impediva agli ucraini di fare operazioni decisive che adesso paradossalmente con Trump, che non se ne cura più, possono farle, tipo attaccare in profondità la Russia. Quello che sta facendo Trump, innanzitutto, Trump evidentemente è un tipo vendicativo. Zelensky non gli sta simpatico e non può dimenticare. Questo l'avevamo percepito, che non gli fosse simpatico. Ma anche perché a Zelensky Trump aveva chiesto nella campagna elettorale, che perse, di incriminare il figlio di Biden, e quello è stato. E Zelensky si è rifiutato, ha detto: questa è roba vostra, io non entro nella campagna elettorale degli Stati Uniti a incriminare il figlio di un candidato per dare un vantaggio a te. Questo Trump se lo ricorda, e questo spiega in parte il fatto che lo tratti male. Dall'altra, Trump non ha nessun interesse per l'Ucraina e preferirebbe un rapporto privilegiato con la Russia. Qual è la conseguenza di tutto ciò? È che in questo momento l'Europa ha capito chiaramente, almeno i leader politici l'hanno capito, che l'America non è più una difesa per l'Europa. Se domani scoppiasse una crisi internazionale, anche un attacco militare all'Europa, gli americani se ne starebbero a guardare. Allora questo ha cambiato completamente il mondo. Se l'Europa per 8 anni è stata con la NATO sotto un comodo ombrello, perché devo dire anche comodo, ha permesso agli europei di investire i soldi in benessere, non in difesa, oggi la musica cambia. Oggi l'Europa deve pensare a se stessa, non può più fare affidamento a un aiuto americano, salvo che cambi il presidente, che cambi linea. E sotto questo profilo l'Ucraina torna a essere utile, innanzitutto perché l'Europa ha capito meglio tenere una Russia aggressiva militarmente grazie agli ucraini che si mettono in mezzo, che fanno da cuscinetto, è brutta questa espressione ma è la realtà. Dall'altra hanno detto: sta a vedere che gli ucraini adesso ci possono insegnare come difendere i nostri cieli, perché se domani, è già successo, la Polonia è stata attaccata con 20 droni russi, che era un test, e non sapevano come buttarli giù. Capisci? Quindi qui c'è un cambiamento di paradigma. L'Ucraina in questo momento è comoda, è utile l'Europa, e l'Europa, anche se bisogna purtroppo vedere e criticare questi scandali di corruzione, ma incoraggiare gli ucraini ad arrestare queste persone e non far mancare quello che agli ucraini servono per sopravvivere. Punto di vista molto interessante, che mi riservo di approfondire con te, direttore. Ti devo salutare perché purtroppo siamo oltre i confini. Grazie. E a presto, grazie. Alla prossima. Alla prossima, grazie. E allora davvero siamo oggi andati un po' in là, non capita quasi mai, ma alle 16:54, tanti gli argomenti che fanno rumore, i temi che battono sui tavoli e sul tavolo. Natalia, chiamaci l'onorevole Fabrizio Santori che sta aspettando. Perché sì, siamo dall'Ucraina all'Italia, da Odessa, dove si è collegato nel cuore di Odessa, così è il titolo del suo libro, non ho avuto modo di ricordarlo con lui, ma lo rifaremo. L'ospite è collegato, sì. Collegato, onorevole Fabrizio Santori, consigliere comunale della Lega, capogruppo in Campidoglio, come stai? Ciao Alessandra, benissimo, buonasera a tutti e a tutti i radioascoltatori. Buonasera. Da dove ti stai collegando, Fabrizio, onorevole Santori? Dal Sono in Campidoglio? aula Giulio Cesare, sono in Campidoglio perché è in corso l'assemblea capitolina e quindi sono qui dal Colle. Dal Colle, bellissimo Colle di Roma, ma
Abbiamo pochi minuti perché abbiamo avuto un collegamento con il direttore di Odessa Journal da Odessa, ma mi riservo con te Fabrizio, se tu vorrai, di fare un focus più approfondito, declinato in più volte a fine trasmissione su Roma, perché che cosa succede a Roma? Ed ecco il motivo, diciamo, della mia chiamata che tu subito gentilmente hai accettato. Sembra incredibile, sì, la città più pericolosa d'Italia è Milano, la operosa ordinata Milano però è così, è pericolosa perché a dirlo è il Sole 24 Ore abbiamo visto tutto ciò che sta accadendo a Milano, ma non, se Milano piange non ride certo la capitale, che in una classifica sempre del Sole, poi ribadita anche da Italia Oggi e altri report, c'è Milano, Firenze e Roma è al terzo posto per denunce, furti, rapine, e c'è stato un episodio davvero bruttissimo che ha fatto assai rumore, quello dell'aggressione allo youtuber, lo avrete sentito, forse lo conoscerete, Cicalone. Chi è Cicalone? Un personaggio che mi riservo di invitare tra pochi giorni, che è stato aggredito dai borseggiatori in metro a Roma ed è stato pestato. Che cosa sta succedendo, Fabrizio Santori, a Roma? Tu che sei sempre in prima linea su questi casi, nelle denunce e per la tutela della sicurezza della città. Roma sta scivolando nelle ultime posizioni delle classifiche nazionali sulla qualità della vita in generale, questo è un dato che ormai è attestato sul 104esimo posto addirittura nell'ultima graduatoria rispetto alla sicurezza della città, quindi sia per flussi turistici, grandi eventi, criticità sociali, però la situazione è davvero complicata, soprattutto nelle aree più sensibili, quindi parliamo delle stazioni delle metropolitane o nelle zone intorno alla stazione Termini o nelle zone semi-periferiche e periferiche, quindi si ha paura purtroppo ad uscire dopo una certa ora, non si frequentano più a determinati spazi, insomma c'è un'attenzione forte da parte delle famiglie romane, soprattutto nei confronti dei propri figli, quindi non si tratta soltanto poi di statistiche, cioè di quanti reati vengono segnalati nella presentazione delle denunce, ma proprio di situazioni che incidono sulla vita reale dei cittadini, quindi spostarsi, anche tornare a casa a una certa ora, camminare in strade poco illuminate, tutto questo fa diventare un motivo di preoccupazione e i fatti sono gravi. A Cicalone è stato picchiato brutalmente all'interno della stazione Ottaviano, che stiamo parlando quasi del centro di Roma, insomma nella zona del Prati, e quindi ha ricevuto queste attenzioni. Quindi parliamo proprio del centro di Roma, non parliamo della, della cosiddetta periferia, stiamo parlando proprio della metro a Prati. C'è stata l'attenzione da parte di tutti, Cicalone è stato contattato dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, da Matteo Salvini, da tanti leader nazionali e per quanto ci riguarda noi abbiamo immediatamente, insieme al senatore Paganella della Lega, che ringrazio, presentato un emendamento al Senato per la finanziaria prossima, quindi spero che possa essere approvato con un incremento di fondi per le attività di strade sicure, si chiamano queste militari in strada, che sono nelle grandi città ma anche nelle piccole e medie province, che servono insieme alle forze dell'ordine ad attenzionare alcuni luoghi. Chiaramente se sono fermi diventano soltanto un presidio sicuramente di prevenzione, ma noi vogliamo che ci siano proprio dei pattugliamenti all'interno della stazione, lo chiedono non solo i cittadini e gli utenti del trasporto pubblico ma anche gli operatori di stazione, perché si sentono isolati, non hanno potuto fare nulla, si vede nel video quell'operatore di stazione di ATAC che viene scaraventato a terra immediatamente e quindi non è potuto intervenire, ma la presenza di militari all'interno delle stazioni sicuramente non farà più avere situazioni che è avvenuto nel corso del tempo, soprattutto nel periodo 2008-2013, quando governava il centrodestra, c'era il ministro dell'interno Maroni, il sindaco Alemanno, cioè c'erano le attività di strade sicure anche nelle stazioni metropolitane ed erano calati brutalmente le aggressioni, i borseggi, i furti, le rapine all'interno proprio delle stazioni metropolitane. Quindi noi vogliamo ripristinare quel tipo di attività che è fondamentale per il controllo del territorio. Quindi vale per le stazioni metropolitane, ma vale anche all'esterno delle stazioni, laddove soprattutto nelle zone serali ci sono delle fortissime problematiche. Molto chiaro Fabrizio Santori, se vorrai sarai con noi martedì prossimo con molto più tempo per parlare in maniera più approfondita del tema sicurezza, un tema che sta a cuore a tutti noi cittadini. Ci sarai?
Certo, grazie. Benissimo. Ci Ecco, una notizia qui è che vedo c'è un evento Europa, le nostre radici e la nostra civiltà. Vedo qui barrato 18 novembre, mi sbaglio? Sì, oggi alle 18:30 all'Hotel Di che si Hive tratta? via Torino, Ecco. a Roma. Parteciperanno l'onorevole Susanna Ceccardi, Sardone, vice segretario federale della Lega, sì, la Cisint, altro eurodeputato, e il sottosegretario Molteni. Qui analizzeremo le proposte della Lega sul tema Islam, perché la radicalizzazione sta diventando un vero e proprio problema. Noi a Roma abbiamo 24 moschee abusive che abbiamo contato, ecco. E quindi c'è una situazione davvero fuori controllo. Quindi oggi ci vedremo all'Hotel Hive proprio per discutere di queste cose con tanti cittadini, militanti e personalità del mondo della sicurezza, proprio per dare il nostro contributo alla crescita della sicurezza della città. Concluderei dicendo 24 moschee abusive possono bastare, Fabrizio, ce ne darai conto sempre martedì prossimo. È un tema che ci sta a cuore, è un tema che seguiamo molto, il tema della sicurezza nelle nostre città e la capitale ovviamente è in primis. Grazie ancora. Grazie a voi, buona continuazione, buona serata a tutti i ascoltatori. Grazie. A te. E allora siamo alle 17:01, un minuto abbiamo sforato. Cara Natalia, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una serata per rimanere in tema e ritornare alla nostra introduzione all'inizio dove abbiamo cominciato, una serata tutta d'oro. Ciao e a martedì. Avete ascoltato Pop Economia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.